Allora, mister Bostoluzzi, manca sempre quel primo tempo al Vittorio Veneto per entrare in partita deciso. Sì, ormai è una costante nostra che si ripete da troppe volte, quindi bisogna trovare la maniera, trovare la soluzione per questa cosa, perché ormai è la nostra caratteristica che i primi tempi, o quantomeno una parte del primo tempo, concediamo troppo e la paghiamo. E poi è dura recuperare. E poi è dura recuperare perché poi capitano gli episodi, perché la partita poi si era messa bene, poi il rigore del 3-1 ci ha un po' frenato l'entusiasmo che avevamo dopo aver fatto il 2-1, e nonostante questo abbiamo comunque tentato fino all'ultimo di rimediare la partita, non ce l'abbiamo fatta. Di buono da salvare appunto la reazione del secondo tempo e da lavorare ovviamente sull'aspetto che ormai sta diventando un problema che va affrontato. A dire il vero abbiamo provato, però ancora non ci riusciamo, quindi dobbiamo provare qualcosa di diverso. Sì, perché il secondo tempo la sveglia gliela dà, insomma, e quindi c'è da cambiare giustamente qualcosa. Quel tocco di mani magari sul rigore concesso un po' generosamente, cosa ne pensi? È che non possiamo, che l'hanno visto tutti, perché tutti me l'hanno detto. La mia sensazione è stata chiara e si è sentito anche, secondo me, che il tocco era stato fatto, che non era un controllo normale. Dalla mia visuale vedevo perfettamente, per me è stato un tocco di mano. Poi se ho visto male, hanno visto male anche tante altre persone. Purtroppo chi doveva vedere non ha visto, e per cui quello sicuramente ci ha penalizzato. Gli errori, per l'amor di Dio, ci stanno da parte di tutti, però insomma, magari anche forse l'assistente di linea che aveva la mia stessa visuale poteva magari correggere l'errore dell'arbitro. Comunque noi dobbiamo pensare a noi e pensare a rimediare ai nostri difetti. Sarà un mese di gennaio difficilissimo, 3 partite in trasferta, una già andata. Deve sicuramente concentrarsi al massimo questo Vittorio Veneto. A dire il vero, le partite adesso sono tutte difficili, perché siamo in un momento di difficoltà a livello di risultati sicuramente, quindi tutte le partite sono difficili. Se poi arrivano anche, vediamo che anche le altre squadre, anche quelle forti, che così hanno problemi con le altre, quindi anche noi dovremmo tornare ai nostri livelli che ci avevano contraddistinto all'inizio della stagione e che adesso abbiamo un pochino perso, e dobbiamo fare in modo di recuperarli al più presto, perché è vero che affrontiamo squadre forti, però insomma il livello non è così distante tra una squadra e l'altra, quindi facendo le cose per bene probabilmente potremo dire anche la nostra, però ovviamente se giochiamo 90 minuti invece che 45. Allora Natascia, un altro gol oggi, sei entrata nel secondo tempo, dopo subito quella scivolata hai trovato il gol del 2-1, poi il Vittorio Veneto ha dormito molto nel primo tempo, peccato non essere entrate in partita sin da subito. Sì, il primo tempo sicuramente non siamo state noi, non è stato un primo tempo alla nostra altezza. Il secondo tempo siamo entrate sicuramente con uno spirito diverso, siamo riuscite subito a trovare il gol, quindi eravamo partite bene. Poi diciamo che il rigore ci ha un po' segato le gambe, anche perché secondo noi era assolutamente, sì, non c'era assolutamente. Siamo state brave a reagire ancora, peccato non essere riuscite a portare a casa il pareggio. Spieghiamo, non c'era assolutamente perché c'era il tocco di mani prima del possibile intervento di Furlan. Aggiungerei anche sinceramente, almeno da come l'ho vista io, poi è ovvio che quando sei là è diverso, però da come l'ho vista io si è anche l'esperienza di Boni si è vista e si è lasciata completamente cadere, quindi secondo me non c'era proprio. L'arbitro ha scelto così, non ci possiamo attaccare a queste cose perché prima del rigore ci sono i 2 gol presi, c'è il primo tempo inesistente, quindi sono episodi, ovvio fanno girare un po' perché non è la prima volta che ci capita, però dobbiamo capire come arriviamo lì, cioè prima di arrivare all'episodio negativo dell'arbitro ci sono i nostri episodi negativi che se non ci fossero non si porrebbe neanche il problema. Quindi lasciamo stare questo e pensiamo a dove dobbiamo lavorare noi, pensiamo al secondo tempo
e partiamo dal nostro secondo tempo. Mister Bortoluzzi ci diceva deve trovare il bandolo da Matassa per farle entrare così anche nel primo tempo. Cosa ne pensi? Sì, non saprei neanch'io, nel senso che ci sono partite dove magari, guardo anche gli anni scorsi, no? Dove magari entravi il primo tempo, lo facevi da Dio e poi invece calavi il secondo tempo. Ci sono partite dove partiamo male il primo tempo e recuperiamo bene il secondo. Non va bene, cioè nel senso dobbiamo partire subito bene il primo e continuare a tenere il giusto ritmo fino alla fine della partita. Non si possono vincere le partite giocando metà tempo. Anche perché la categoria non te lo permette. Sì, esatto, metà partita, metà tempo, 10 minuti, cioè 90 minuti più recupero, bisogna stare sul pezzo tutto il tempo. Allora Karin, è una costante nelle ultime partite, il Vittorio Veneto nel primo tempo non c'è. No, oggi abbiamo fatto una partita un po' sottotono, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tattico. Il primo tempo proprio non c'eravamo, mentre il secondo abbiamo reagito, abbiamo segnato 2 gol, però non siamo riusciti a portare a casa almeno un punto e adesso pensiamo alla prossima partita. Era magari fondamentale portare a casa un punto, visto il momento attuale del Vittorio Veneto, per muovere almeno la classifica. Sì, era importante almeno un punto, come dici tu, per portare in avanti anche la classifica. Veniamo da un periodo un po' di sottotono dal punto di vista mentale, l'unica cosa che possiamo fare, allenarci questa settimana qua, è preparare la partita contro l'Ariozzese al meglio delle nostre possibilità di questo momento. Senti, un campionato sicuramente livellato perché lo vedete domenica per domenica, non si deve proprio mollare né dal primo fino all'ultimo minuto. Sì, è un campionato sia dal punto di vista fisico che mentale, dove ti porta a fare delle partite sempre al 100%. Nel momento in cui non le fai, questi sono anche i risultati poi. Ultima domanda, Karin, sei tornata finalmente al tuo ruolo dove puoi galoppare sulla fascia? Sì, era da tanto che non facevo l'esterno alto, inizialmente è stato un po' difficile adattarmi, visto che ho fatto 2 o 3 anni il terzino. Però dai, è stato bello ritornare a fare il ruolo che feci tempo fa. Siamo con Mister Dalla Pozza. Mister, hai rifatto al Vittorio Veneto, hai vinto di nuovo. Sì, diciamo che Vittorio Veneto mi porta bene, quindi speriamo che ci siano tanti Vittorio Veneto. Sulla partita, Mister, ampiamente un primo tempo meritatissimo, poi nella ripresa c'è stato qualcosa nel Vittorio Veneto ovviamente che vi ha messo un po' in ansia. Sì, il primo tempo abbiamo giocato molto bene. Quando si gioca così, secondo me il risultato deve essere più rotondo, perché abbiamo sprecato molto. Sicuramente noi abbiamo speso molto di più nel primo tempo, il Vittorio Veneto ha speso un po' meno, poi nel secondo tempo loro hanno cambiato modulo, sono passati al 5-3-2 e i 2 attaccanti hanno messo un po' in difficoltà i nostri 2 centrali. Questo è stato secondo me un po' la svolta della partita. Tornando all'inizio, mister, non è passato molto da tornare su una partita, su una panchina di calcio femminile. Che sensazioni hai trovato di nuovo? Ma ho aspettato perché ero un po' indeciso se restare nel femminile o se ritornare nel maschile. Chiaramente dentro di me la speranza era quella di rimanere nel femminile. Purtroppo le squadre sono poche e quindi anche le possibilità di allenare queste squadre poi non è che siano molte. Adesso mi è stata data questa possibilità dal Chievo Fortitudo Mozzecane, niente, io spero di essere all'altezza della situazione e di portarli a una buona e tranquilla salvezza. E infatti questo è l'obiettivo primario, visto sicuramente non è il San Bonifacio, insomma. Sì, chiaro che non è il San Bonifacio. Però io sono contento del gruppo che mi ritrovo, a mio avviso c'è da lavorare, però abbiamo dei buoni numeri, abbiamo delle buone qualità. Dopo alla fine bisogna cercare anche di tirar fuori da queste ragazze il massimo e soprattutto metterle nelle condizioni di lavorare secondo le loro capacità, secondo le loro caratteristiche. E questo sarà il compito che mi aspetta.